in pensione, l'ho fatto per tutta la vita e quindi continua, perché quasi tutti questi che stanno qua dietro sono stati miei alunni a scuola fino a qualche anno fa e quindi continuo il rapporto con il loro maestro in un altro ambito, nell'ambito artistico e delle tradizioni popolari. Sono felicissimo di continuare ad avere un rapporto anche affettivo oltre che artistico con loro. Ma io voglio chiuderla con due parole. Io voglio veramente ringraziare le famiglie di questi bambini. Prima l'ha detto anche Gianfranco, io voglio ringraziare le famiglie perché senza lo stimolo all'interno delle famiglie non si possono fare queste cose. Generalmente un po' in tutti i paesi, dico dappertutto, parlo della Sardegna, ma parlo in particolare d'Orgali, c'è stata una frattura degli anni 60-70, abbiamo buttato via tanta di quella roba della nostra tradizione, tutto quello che c'era nelle nostre case, ma a parte la roba materiale che abbiamo buttato, dai letti alle cassapanche, ai mobili, abbiamo buttato via tutto, al vestiario, abbiamo buttato via purtroppo la lingua e la cultura. Oggi si sta tentando, grazie anche alla scuola, ma soprattutto grazie alle famiglie che credono nuovamente in questi valori, si sta tentando di riportare alla vita ciò che stava morendo. Ecco, noi il nostro sforzo è quello di coadiutori delle famiglie, è solo questo, lo facciamo volentieri, lo facciamo con un po' di sacrificio, ma penso che sia un impegno come un altro. E quindi è gratificante vedere questi ragazzi che ballano, che vestono questi costumi con convinzione, ed è questa la speranza che la nostra tradizione può continuare ancora per il futuro.